È domenica pomeriggio. È il momento della Formula 1. Siamo nella campagna inglese e le squadre stanno finendo gli ultimi preparativi prima di dare inizio al Gran Premio di Gran Bretagna qui a Silverstone. Oggi in pole c'è Valtteri Bottas, ma per tutto il weekend la frizione della sua Williams ha suscitato preoccupazioni. Se non riuscirà a trovare il punto di innesto giusto, resterà fermo sulla linea di partenza. A volte i Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Come potete ben vedere siamo riusciti a conquistare la pole position. Sempre abbiamo qualcuno che rompe le scatole sulla frizione, ma io credo che andrà tutto bene, anzi sono sicuro. Infatti siamo pronti a stabilire la nostra strategia di gara. Come potete vedere finalmente la gara è corretta. Abbiamo 21 minuti di gara, 13 giri, ben una sosta sola al quinto sesto giro. Vedremo poi le condizioni delle gomme. Partiremo con la mescola bianca, ovvero mescola morbida, e come potete vedere partiremo primi. Allora, è una gara molto interessante. Ci ho messo un po' a caricare questo gameplay proprio perché ho dovuto preparare per bene l'assetto per questo circuito. Vedremo adesso quello che riusciremo a combinare. Dietro abbiamo Lewis Hamilton, la Ferrari è riuscita a conquistare la seconda fila. Vedremo adesso ragazzi quello che potremo combinare. Allora, prima di iniziare la gara vi voglio dire che per adesso non sto caricando gameplay di The Division né di Far Cry Primal. Mi sto concentrando un po' più sulla Formula 1, visto che i video di Formula 1 2015 diciamo piacciono di più degli altri. Diciamo che il pubblico adesso è concentrato principalmente su questi giochi di guida. Diciamo che i video di Far Cry Primal e di The Division, nonostante il caricamento diciamo nei giorni intorno all'uscita, sono piaciuti diciamo sempre un po' meno rispetto alla Formula 1. Quindi diciamo che preferisco portare avanti questa serie con più continuità delle altre. Magari qualche altro gameplay di Far Cry Primal ve lo farò vedere, però non una, diciamo, una campagna continua, ma qualche gameplay così magari in giro per la mappa, senza qualcosa di continuo. Comunque vediamo adesso di portare avanti il nostro Gran Premio di Gran Bretagna. Dopo avremo il Gran Premio di Ungheria. Vediamo quello che riusciamo a combinare. È un assetto un po' misto, ve lo farò vedere al termine della gara, magari in maniera molto più dettagliata. Però ragazzi, basta perderci in chiacchiere, partiamo. Pronti ragazzi, ed ecco che inizia il Gran Premio d'Inghilterra. Vediamo un pochettino quello che possiamo combinare. Rosberg, Hamilton, attenzione, prima curva, si parte a tutta manetta. Vediamo se possiamo riprendere la mano con il circuito. Attenzione, eccoci qua, prima curva a destra. Le gomme ve le lascio nell'indicatore per vedere un pochettino l'usura. Siamo riusciti a partire in maniera perfetta. Abbiamo distaccato le due frecce d'argento in maniera decisa, ed ecco qua Hamilton e Rosberg lottano per la prima posizione. Noi cercheremo un po' di distanziarli con la nostra miscela grassa. Cerchiamo di evitare problemi con i pneumatici. È perfetto, si lascia immediatamente la curva. Rosberg, Hamilton, Vettel, Raikkonen, attenzione, vediamo un po'. Gomma anteriore sinistra un po' più usurata del solito. Vediamo un po'. Ecco, al solito era un bel po' che non facevo questa curva e al solito l'ho sbagliata immediatamente. Attenzione. Perfetto, vediamo di riprendere un po' la mano. Ragazzi scusate, ma le qualifiche le ho fatte un paio di giorni fa e devo riprendere la mano con il circuito. Adesso un paio di giri mi ricordo come affrontare quella curva. Intanto siamo riusciti a ottenere un discreto distacco dagli altri piloti. Siamo a 1,3 da Nico Rosberg. Si va a fare la barba al cordolo. Devo cercare di riabituarmi alla pista. Attenzione, abbiamo la gomma anteriore sinistra che è leggermente usurata, probabilmente per le dure frenate che andiamo a fare. Vediamo adesso la temperatura come va a evolversi durante il circuito. E abbiamo Raikkonen in seconda posizione, Nico Rosberg terzo. Si è evoluta un po' la situazione iniziale. Tra un po' di tempo verrà sbloccato il DRS. Nuovamente giù il pedale del freno, si va sulla destra con calma, sinistra. Attenzione, potete vedere che abbiamo Kimi Raikkonen alle nostre spalle, molto veloce, cercherà di darci la caccia. C'è davvero tanto spazio tra le autovetture che si ritrovano dietro. Attenzione, io devo cercare di concentrarmi più sul gameplay che sul commento. Adesso ragazzi, vediamo un po'. Motore alla massima potenza, cerchiamo di recuperare.
Abbiamo Kimi Raikkonen a circa un decimo, 2 decimi di secondo. Bene. E niente, la gomma anteriore sinistra è sempre soggetta a grosse frenate e decelerazioni. Ed eccolo, è a circa 2 decimi come vi avevo detto. Il motore invece è perfetto. Giù il pedale. Vai, 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 perfetto. Potete vedere la gomma anteriore sinistra è quella che subisce più l'usura rispetto alle altre. Benissimo, si continua. Adesso vi farò vedere la schermata dei danni. Avete potuto vedere in questo giro come le gomme... 2 giri all'apertura della nostra finestra del pit stop. Ti monteremo le gomme dure. Perfetto, attenzione ancora, Kimi Raikkonen indietro, DRS abilitato, è pericoloso poiché tenterà il sorpasso nel rettilineo. Attenzione alle gomme, secondo le nostre analisi sono un po' consumate. Probabilmente l'avrai già notato. Tenterà Kimi Raikkonen sicuramente un sorpasso nel rettilineo Wellington più avanti. Vedremo un po' quello che potrà fare in questa zona con il DRS attivo. Tenterà il sorpasso alla mobile attiva. Noi abbiamo il carburante al massimo. Il nostro motore deve essere leggermente più prestazionale nei lunghi rettilinei. E infatti siamo riusciti a tenere la posizione nonostante il DRS attivo. Tenterà nell'altra sezione di darci la caccia. Ed eccolo qua con la sua F2015. Attenzione, ancora si procede. Cercherò di spostare la pressione dei freni sul posteriore per evitare l'usura diretta. Bene, vedete la gomma anteriore sinistra come soffre. Ah, ho sbagliato tasto, al solito. Non possiamo. Mamma mia, che sorpasso di Kimi Raikkonen. Stai recuperando sull'auto che ti precede nel settore 2. Settore 2. Ha la mobile attivata e abbiamo completato il sorpasso. Ragazzi, mi ha superato perché ho sbagliato tasto. Invece di premere l'acceleratore ho premuto il freno e quindi ci ha sorpassato in maniera molto abile. Ti consigliamo di passare al mix 2. Carburante al mix 2. Fatto, fatto. Girato troppi giri con il motore al massimo. Sì, questa è una pista dove le gomme anteriori si consumano davvero molto. Forse anche il mio assetto un po' impostato sull'usura delle gomme anteriori. Adesso nuovamente il rettilineo. Vediamo un po' quello che riuscirà a combinare. Cercherò di spingerlo verso l'esterno. Vediamo un po' quello che vuole fare. Giù il pedale. Gara molto combattuta. Si accarezza la curva con un po' di acceleratore. Ancora si continua. Dietro abbiamo Lewis Hamilton. Tutti la lotta del primo posto. Ed ecco, combattono anche i due. Attenzione in questa zona molto pericolosa. Eccoci qua. Stavolta affrontata in maniera discreta questa bella curva. Attenzione, abbiamo adesso sezione numero 2. La pista è libera, bandiera verde. Che è successo? Per quanto riguarda il carburante abbiamo circa il 75% del carico iniziale. Ed ecco che tentano il sorpasso. Vediamo di condurli all'esterno della curva. Perfetto, in questa maniera. Siamo riusciti a chiuderlo per bene, lasciandogli il suo spazio e a evitare di perdere la prima posizione. Ora puoi rientrare ai box. Rientreremo ragazzi al prossimo giro. Rientreremo. Sono un po' ingarbugliato. Eccoci qua. Avanti, giù il pedale. Abbiamo condotto la gara per questi giri. Siamo stati più veloci. E abbiamo ancora 4 piloti dietro di noi pronti a rubarci la posizione. Nuovamente rettilineo molto pericoloso. Vediamo quello che vorrà fare. La nostra autovettura si comporta bene nonostante tutto. Giù il pedale. Avanti, avanti, avanti. Diamo una bella scossa. Si rischia un po', lo sapevo io qua. Intanto mi capita di sbagliare e di sbavare un attimino all'esterno. Abbiamo la Ferrari e direttamente anche le due frecce d'argento pronti a prenderci la nostra prima posizione.
Avanti. Avanti. Non l'ho mai sbagliata questa curva. E adesso probabilmente tenteranno il sorpasso. Attenzione ragazzi. Rientrare ai box a questo giro. Kimi Raikkonen dietro di noi. Chissà dove è finito Sebastian Vettel. Attenzione, giù il pedale anche qui. Non mi ricordo però dove sono i box. Ah, ho sbagliato tasto. Non è possibile. Ah, eccoci qua. Wow. A quanto sono entrato? A 500 km/h? Dove siamo? Perché stiamo andando così piano? Ma davvero si va così piano qui? A quanto siamo? Ah, ci sono anche i meccanici Ferrari. Stanno mettendo le nostre gomme dure, perfetto. Le hanno appena adesso cambiate. È entrata anche la Ferrari di Sebastian Vettel. È uscito Hamilton prima di noi. Non so come ha potuto fare, maledizione. Sono stati probabilmente più veloci i suoi meccanici. Purtroppo ho sbagliato in quella curva. Le gomme non erano neanche un granché, però diciamo ho sbagliato io più che altro. Vediamo di uscire adesso. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. Si parte ragazzi alla caccia di Lewis Hamilton. Vediamo se possiamo prenderlo. Siamo molto lontani. È riuscito a cambiare le gomme molto più velocemente rispetto ai nostri piloti. Vai. Le gomme sono ancora fredde. Devono essere portate in temperatura. Vediamo quanto sono. Ecco, già si stanno riscaldando. Perfetto. Avanti. È abbastanza lontano. Vediamo se riusciamo a recuperare adesso. Cercherò di sfruttare la miscela elevata in questi giri. Rosberg è appena passato in testa. Ma ragazzi, questa curva non l'ho mai sbagliata nelle qualifiche. Tutto adesso sto sbagliando. Avanti. Le gomme come sono? Ancora un po' fresche. Vediamo se possiamo prenderlo. Dovremmo essere molto vicini. Si passa adesso dal muretto dei box. Adesso sei in quinta posizione, quinta. Sembra che un'auto della Force India stia per fermarsi ai box, la loro squadra si sta preparando. Ok. Siamo troppo lontani per l'attivazione del DRS. Hamilton tenta un sorpasso, non so se è riuscito a farlo. Su Stevens, sì, ce l'ha fatta, maledizione. Hanno montato gli pneumatici duri per Rosberg. Vediamo se possiamo sfruttare. Perfetto, ce l'abbiamo fatta, abbiamo sorpassato Stevens. Niente, questa curva non la so fare, niente. Non sono adatto a farla. Al primo posto. Abbiamo recuperato qualcosa, siamo a un secondo da Hamilton. Molto veloce, ma noi ragazzi cerchiamo di prenderlo lo stesso. Forza, forza. Sei a un secondo di distacco dalla vettura davanti. Prova a vedere se con il DRS riesci a superarla. Sto puntando il tutto per tutto. Hamilton è proprio davanti a te, tenta il sorpasso. Ci provo ragazzi. Niente, ha un'accelerazione mostruosa. Ah no, siamo nel secondo. Bene, abbiamo recuperato un po'.
Allora, siamo un po' distanti. Sto cercando di spremere la macchina al massimo nonostante il carburante che sta per terminare. Sta curva non la so fare, ragazzi, mi dispiace, l'ho provata 1000 volte. Tanto Hamilton combatte con qualcuno là davanti per... Per quanto riguarda il carburante, i dati indicano che ne hai circa la metà di quello di partenza, 50% di carburante. Niente ala mobile purtroppo. Oh, ho sbagliato. Scusa. Scusa. Occhio con quella guida aggressiva, non vogliamo perdere posizioni per una penalità. Ops. Ho azzardato troppo, ragazzi, scusate, volevo superarli in frenata ma non ce l'ho fatta. Ok, le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse, puoi accelerare. Sono stato troppo aggressivo, ragazzi, lo ammetto. Ah, peccato. Ma potevo... Al momento non notiamo alcun problema alle gomme, dovresti avere una buona aderenza ancora per un po'. Attenzione, Sebastian Vettel. Tenta il sorpasso. Io ormai il carburante l'ho quasi terminato, non posso più sforzarlo. Comunque sì, in quel sorpasso ho sbagliato io davvero. Pensavo di riuscire a uscirne meglio da quella curva, ma mi sono portato, diciamo, Hamilton un po' sulla destra. Ho sbagliato. Dovevo frenare con calma e poi tentare il sorpasso nelle altre zone. Ai. Ok, stai risparmiando carburante, puoi aumentare i giri del motore per un po' se vuoi. Aggiornamento carburante, ti resta il 40% del carico iniziale. Comunque, ragazzi, non è successo nulla. Diciamo, sì, abbiamo avuto una collisione con Hamilton. Necessariamente abbiamo portato le autovetture fuori dalla pista, però non abbiamo danni né alle ale anteriore né posteriore. Quindi possiamo essere soddisfatti, diciamo, di quello che abbiamo fatto, anche se ci meritavamo una penalità, diciamo. Avanti. Ci meritavamo una bella penalità, secondo me, perché abbiamo sorpassato, abbiamo tentato un sorpasso in frenata in un punto davvero esagerato. Tentiamo, ragazzi, il carburante al massimo. Hamilton è ancora qui, potete vedere, anche lui non ha neanche il bisogno di entrare in box per cambiare nulla. Rimettiamo la miscela elevata per cercare di contrastare gli altri piloti. Raikkonen davvero si sta comportando molto bene, ricopre la seconda posizione. La gara si poteva evolvere anche in maniera diversa, potevamo acciuffarlo, però ecco nuovamente la lotta con Lewis Hamilton che si trova stavolta dietro di noi. No, 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 no. Ah! Spegni il motore, spegni il motore. Wow! Ma avete visto, ragazzi? Ma dai, avete visto quello che ci ha combinato? Dov'è? No, aspettate, voglio tornare nettamente nella mia macchina. Dove sono io? Allora, voglio tornare indietro. Allora, ecco Hamilton. Questo è Hamilton, se non sbaglio. No, questo è Raikkonen. Ah, eccoci qua. Allora, come si fa a entrare nella macchina? No, devo un po' capire. Eccoci. Allora, ragazzi, noi stavamo procedendo dritti. Vediamo un po' quello che è successo. Continuiamo così. Abbiamo affrontato la curva. Allora Hamilton ci sorpassa. Io vado a rientrare. Lui, boom, ci dà una... Mamma mia. Abbiamo distrutto tutto. Cioè, non lo so qua chi ha letteralmente fatto male. Cioè, io cosa ho fatto? Ho preso la curva un po' larga, ma soprattutto gli ho dato un po' di spazio, potete vedere. Cos'è successo? È arrivato lui, potete vedere, a questa velocità. Guardate. Eccolo. Invece io ovviamente vado un po' verso l'esterno, gli do un po' di spazio, lui mi chiude. Potete vedere come si avvicina letteralmente alla nostra autovettura.
Io cerco di rientrare, eccoci, in pista e tocco la gomma posteriore sinistra e procedo verso le barriere, come potete vedere. Non riesco più a prendere la macchina, riesco a frenare, troppo veloce e finisco contro le barriere. Niente ragazzi, non so se ho sbagliato io a rientrare subito verso l'interno della curva o ha sbagliato lui a superarmi in questo punto e a lanciarmi verso fuori. Cioè secondo me poteva darmi anche un po' di spazio, mettersi un pochettino sulla destra invece di arrivare proprio direttamente da questa parte. Io forse ho sbagliato adesso proprio in questo punto a rientrare, come potete vedere, immediatamente dentro la pista. Dovevo forse continuare sulla sinistra, ma è stata proprio una frazione di secondo, non me ne sono neanche accorto. Ecco qua, potete vedere com'è andata. Eccoci qua, ho perso il controllo e sono finito fuori pista. Niente, fuori dalla gara con la vettura irrimediabilmente danneggiata. L'unica cosa da fare è ritirarsi dalla sessione. Eccellente prestazione di Nico Rosberg. Il tedesco finisce sul gradino più alto del podio grazie a una guida eccezionale. Sì, davvero un'ottima performance, direi memorabile. Dopo questo weekend frenetico penso sia arrivato il momento di riposare. Grazie per averci seguito e arrivederci alla prossima gara. Ecco qua ragazzi, questo è appunto l'ultimo avviso che è stato registrato nella sezione del direttore di gara. Collisione con Bottas, Lewis Hamilton, potete vedere che ci ha colpito. Necessariamente abbiamo ricevuto 3 avvisi, 2 limiti della pista superati e la collisione con Hamilton, quella che l'aveva fatto finire diciamo nella scorciatoia che poi è rientrato. Però ragazzi, una gara davvero che non mi aspettavo questa maniera. Potete vedere che siamo a 108 punti, 177 e Hamilton, potevamo finire davanti a lui e necessariamente recuperare tanto. Così non abbiamo preso neanche un punto, siamo agli stessi punti di Kimi Raikkonen, quindi non abbiamo altra opportunità che andare avanti e sfruttare la prossima gara. Potete vedere che siamo riusciti a partire. Con il replay voglio vedere una cosa. Allora, voglio andare immediatamente nella mia macchina. Dov'è? No, più avanti, ecco. Mi sembra, anzi mettiamoci nella macchina, no, mettiamoci nella macchina, ecco, di Rosberg. Anzi no, in quella di Hamilton. Mi sa che qua davanti c'erano... No, era solo una mia impressione. Comunque, si riesce a partire. Potete vedere, abbiamo un'ottima partenza. Abbiamo effettuato un'ottima partenza. Vediamo un po'. Ecco, Hamilton gioca un po' aggressivo su Rosberg. Riesce a sorpassarlo, adesso è all'esterno. È costretto a tagliare un po'. Infatti si scontra, se non sbaglio, con Rosberg. Sì, sì. Wow, guardate un po'. Roba di millimetri. Diciamo noi abbiamo perso tantissimo quando siamo entrati ai box, perché abbiamo perso un po' in quella sezione. Vedete, Rosberg non riesce a superarci. Vediamo un po'. Sì, sì, ok, questa... Purtroppo non riesco ad andare avanti veloce. Vediamo con il tasto A. Ah, questa è la gara normale, perfetto. Questo è Felipe Massa. E niente ragazzi. Beh ragazzi, diciamo una gara non proprio perfetta. Abbiamo corso in maniera tranquilla per una buona parte della gara. Abbiamo effettuato anche qualche buon sorpasso. Purtroppo siamo stati un po' aggressivi nei riguardi di Lewis Hamilton. Poi alla fine l'incidente nelle ultime curve del secondo settore. Comunque, per quanto riguarda l'incidente, non so precisamente se la colpa è nettamente mia oppure di Hamilton. Cioè, avete visto anche al rallentatore l'immagine, il filmato. Abbiamo preso la curva un po' larga come al solito. Poi nel rientrare abbiamo colpito Hamilton. Però io non me ne sono neanche accorto che mi stava sorpassando in quel tratto. Comunque secondo me ha tentato il sorpasso e è andato, la forza diciamo centrifuga l'ha gettato un po' troppo fuori la curva ed è arrivato al di sopra della nostra macchina. Non so, fatemi sapere ragazzi, magari con un commento, secondo voi la ragione da che parte sta. Comunque, anzi, da che parte sta. Vediamo un pochettino adesso se possiamo andare avanti con la prossima gara. Ci sarà il Gran Premio di Ungheria nelle prossime settimane, nei prossimi giorni. Potete vedere la classifica costruttori. Eccola qua, siamo al secondo posto. La Mercedes sarà sicuramente imprendibile, però siamo riusciti a stare sopra la Ferrari. Comunque ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.